Si parte da Trieste, la giornata è incerta, ma intanto ciao a tutti, poi vedremo. Siamo vicino a Rivalpo, questo è il Monte Sernio, la giornata ahimè non è delle migliori, però diciamo che da qua, da questa chiesa, si parte per il Monte Tersadia. La salita procede per strada asfaltata, però l'ambiente è veramente superlativo. Lasciamo un attimo la strada asfaltata, ho visto una traccia e grazie all'Osmand con i sentieri, che questo non è segnato, ma vabbè, credo di riuscire a guadagnare un po' di metri e di accorciare un po' di distanze, forse. Comunque veramente una bellissima luce, un bellissimo posto. Tagliando l'ultimo tornante si prende la scorciatoia, ma ahimè un albero bello grosso taglia il sentiero. Bisogna un po' darsi da fare per superare questo ostacolo. Ecco, e poi si ridiscende il sentiero qua giù. Si vede il Monte Sernio, una bellissima giornata adesso. Un bel Triskel a sorpresa. Se qualcuno vuole chiedersi perché è bella la montagna, deve essere qua adesso e sentirmi come mi sento io. E si capirà, e capirà sicuramente, la pace, la tranquillità che si prova. È veramente stupendo, bellissimo. Un po' di resti della prima guerra mondiale. In questo maggio, tra le vecchie trincee, c'è ancora un po' di neve a quota 1700. Posto sublime. Una vista veramente bellissima e il tempo tiene. Persiste ancora un po' la neve, ma è bellissimo. Ormai sono quasi in vetta. E partendo dal Monte Sernio, la vista dalla vetta, in cui sono finalmente giunto, con la serafica calma che mi contraddistingue, un po' più di 3 orette, ma veramente è fenomenale sto posto.